Eid Mubarak! E così, dopo il mese sacro del Ramadan, è arrivato per i musulmani di Udine e di tutto il mondo il momento della festa, l'Eid al-Fitr. Anche noi ci siamo recati al centro islamico di Via della Rosta in Borgo Stazione per partecipare alla preghiera rituale, ma arrivati all'ingresso abbiamo trovato una sorpresa. Poiché alla moschea è arrivata più gente del previsto, i responsabili sono stati costretti a sbarrare l'ingresso e a cominciare il rito prima del previsto. E così tanta gente è rimasta fuori mentre altra continuava ad affluire nei pressi della moschea creando una calca pazzesca. Mubarak! Grazie fratello, anche te. Ci siamo trovati così fuori dalla moschea, attorniati da tantissimi musulmani di tutte le provenienze, con una leggera prevalenza di richiedenti asilo di nazionalità pakistana. Meno male per noi e per i presenti che i responsabili del centro islamico hanno predisposto un secondo turno per la preghiera per accogliere tutti i fedeli. Le persone rimaste in attesa fuori dalla moschea ne hanno approfittato per salutarsi e abbracciarsi calorosamente, facendosi gli auguri di buona festa. Finché è arrivato anche per noi il momento di entrare in moschea e di ascoltare il sermone dell'imam. Al termine della cerimonia un momento conviviale con molte specialità tipiche e naturalmente anche ripartito il rito dei saluti e degli auguri. Un momento di autentica gioia per una comunità giovane che ha trovato nel centro islamico di Via della Rosta, appena inaugurato, un punto di riferimento per la propria vita quotidiana e per i momenti straordinari come l'Eid.